E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, quanto leggiamo tra l'altro su Il Giornale, domani alla Camera dei Deputati, esattamente nell'aula dei gruppi parlamentari in via Campo Marzio, si terrà un convegno che sembra un caso di surrealismo, di avanguardia pura, e invece rappresenta esattamente la realtà di un pezzo non secondario, anzi ormai dominante di sinistra nel nostro paese, di sinistra anche istituzionale, anche dei partiti rappresentati appunto in Parlamento. Questo convegno, che si intitola "Per un governo che attui la Costituzione", quindi l'attuale governo è fuori dal perimetro della Costituzione, stando alle locandine diffuse, vede la partecipazione di numerosi parlamentari del Movimento 5 Stelle. Stefania Scari anzitutto, che non ha mai nascosto la sua simpatia per il galantuomo Annun, accusato di rappresentare la cupola di Hamas in Italia. Dopodiché ci saranno anche le deputate Valentina Barzotti, Ida Carmina, il collega Dario Carotenuto, Carmen Di Lauro, Antonio Ferrara, Alessandra Maiorino, Marco Pellegrini e Ilaria Cucchi di AVS, cioè una pattuglia consistente del Movimento 5 Stelle e una rappresentanza anche di Alleanza Verdi-Sinistra. E con chi andranno a braccetto tra gli altri? Ebbene, tra gli invitati a questo, direi coorganizzatori di questo convegno, ci sono ad esempio i CARC, i famigerati CARC. Cosa sono i CARC? I CARC sono un movimento extraparlamentare di estrema sinistra, comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo, il cui obiettivo dichiarato è la rivoluzione socialista e l'instaurazione di un governo di blocco popolare per superare la democrazia rappresentativa. Quindi in un tempio della democrazia rappresentativa va in scena un convegno tra i cui attori c'è un gruppo di estrema sinistra, con parole d'ordine da anni 70, che ha come obiettivo superare la democrazia rappresentativa stessa. Capite che siamo oltre il principio di non contraddizione, siamo in un territorio dove il vecchio, barboso, realista, per me invotabile Partito Comunista Italiano non sarebbe mai arrivato, anzi certi movimenti li teneva ben al di fuori del proprio perimetro. Ma non è finita qui. Tra gli altri esponenti di questo convegno c'è il gruppo BDS, il gruppo di boicottaggio di prodotti israeliani, di tutto ciò che viene dallo Stato degli ebrei, cioè il gruppo che teorizza e pratica che sia una cosa buona e giusta e un esempio di sincera e illuminata democrazia boicottare i prodotti dello Stato ebraico, una sorta di riproposizione degli anni 30, diciamo, con questa volta con il boicottaggio ammantato di finto umanitarismo, ma quello è boicottaggio contro gli ebrei. C'è ovviamente Rifondazione Comunista, che però ormai in questa compagnia sembra l'ala moderata, diciamo, no? Sembra lì per stemperare i toni degli altri invitati. C'è poi il capofila del no islamico al referendum, che è anche un influencer social, il signor Brahim Baia, che ha elogiato diciamo più volte la vita, le magnifiche imprese di Yahya Sinwar, la belva di Hamas. Ci sono i giovani palestinesi e c'è insomma tutto questo bel mondo che è riassumibile sotto il cappello dell'islamogoscismo, che non è così un oggetto di studi, non è una creatura accademica, è una mutazione in corso della sinistra italiana, europea e occidentale, che ormai si schiaccia sulla propria caricatura antagonista, fino a portare nelle aule della Camera dei gruppi parlamentari un cartello più o meno inverosimile islamo-comunista, dove ci sono anche gruppi che vogliono superare la democrazia rappresentativa.
Questo è lo stato dell'arte della nostra sinistra e capite che è un problema di tutti noi, perché indica la clamorosa mancanza di un'alternativa credibile, ma soprattutto ci vorrebbe che qualcuno alzasse il dito e dicesse: scusate, i comitati di appoggio per la resistenza del comunismo e l'instaurazione del governo del socialismo reale, anche no, anche no. Siamo nel 2026, usciamo da una versione caricaturale, grottesca e fuori tempo massimo del Novecento. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.